Una ragazza piena di vita, piena di gioia, una ragazza di 29 anni di questo quartiere che frequentava questa chiesa, che si trova in una brutta situazione. Una brutta situazione, purtroppo per Maria Grazia Palumbo, la 29enne agrigentina, passata dalla gioia per la nascita della piccola Gemma alla tragedia, con in mezzo la speranza e la preghiera. La vita della giovane è appesa a un filo sul letto del reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ieri una fiaccolata seguita da un momento di preghiera alla chiesa della Madonna della Provvidenza, parrocchia frequentata dalla giovane per pregare insieme per Maria Grazia nel solco della fede. Sì, siamo qui per esprimere solidarietà, affetto alla famiglia e per dire ancora a Maria Grazia cerca di farcela, perché noi stiamo chiedendo al Signore anche la guarigione e il miracolo. Siamo qui per pregare con fede per la guarigione di questa ragazza, Maria Grazia. Tutto comincia alle 20:45 del 30 dicembre scorso, quando al San Giovanni di Dio di Agrigento Maria Grazia con parto cesareo che non presenta alcun problema dà alla luce la piccola Gemma. Poi il dramma, la donna si sente male, viene visitata. Viene disposta una TAC, ma lo strumento è guasto. A questo punto il trasferimento prima al Barone Lombardo di Canicattì e successivamente al Sant'Elia di Caltanissetta. Per Maria Grazia l'impietosa diagnosi, emorragia al cervello. Il dubbio è, e lo accertano le indagini, se l'esame della TAC avrebbe potuto accelerare i tempi di intervento, ed è quello che con la veglia di preghiera hanno chiesto familiari e amici, soprattutto il marito della ragazza. Non posso parlare, non posso parlare. Non mi sento. Non mi sento, non mi sento. Con la voce tremante e con il cuore nel dolore ci siamo riuniti per pregare affinché le parole che non abbiamo sulle labbra possa essere almeno ascoltato il nostro cuore e che le lacrime che i parenti, i familiari e anche noi amici portiamo nel cuore possa veramente commuovere il cielo. Non ci sono parole per dire una cosa del genere, per spiegare quello che è successo. Spero solo che lei torni con noi. Noi siamo tutti qua perché ci crediamo, vogliamo crederci perché abbiamo fede e vogliamo dimostrare che siamo tanti. Vogliamo dare un segno anche di pace, un segno di preghiera. Vogliamo pregare per Maria Grazia, questa splendida ragazza di 29 anni. Una splendida ragazza, una ragazza piena di vita. Veramente ve lo chiedo col cuore, una preghiera per Maria Grazia, solo questo vi stiamo chiedendo. Una preghiera per Maria Grazia.